Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano, siamo allora all'Ungaroring e Fioi. È prevista pioggia, prima leggera e poi battente, sarà una gara incredibile, siamo ottavi in griglia, qualifica così così. Speriamo di recuperare in gara. Vai. E andiamo, Gran Premio d'Ungheria, gara sempre difficile. È prevista pioggia forte, raga, quindi dobbiamo stare molto attenti. Però buttarmi un po'. Grandissimo, qua ha fatto leggermente usurato, girerà a potenza ridotta. partenza spettacolare del venezianone. E siamo secondi con Vettel primo, e adesso bisogna tenere la posizione, ma con le strategie e tutto sarà comunque dura capire che fare. Già lungo il primo giro, come sempre il giro minchioso. Lo sbagliamo sempre il primo giro. Comunque in questa gara non è che ho un ritmo spettacolare, ragazzi, ve lo dico già, soprattutto nel terzo settore, proprio là, disastro assoluto. Disastro di una purezza disarmante. Ora gestiamo già standard tanto. Devo avere pazienza in sta gara e capire che fare. Perché comunque la pioggia romperà i maroni sicuramente. Il podio non è impossibile però. Giro record di Seb. Ci ha già preso 3 secondi Seb e la cosa non è buona. Attenzione, subito un ritiro, subito il ritiro. Via libera. Attenzione, entrata in Safety car. Fai attenzione, mantieni il Massa fuori. positivo, riceverai una penalità. Rallenta, mantieni positivo il delta. Subito safety car. Tra pochi minuti inizia anche a piovere. E adesso... La safety car è in questo giro. E adesso vedremo. E adesso vediamo, guardate Vettel chiaramente fa il suo gioco. Fa il suo gioco Seb. Comunque tra pochi minuti inizia a piovere. Bandiera verde. Vettel mi ha già massacrato, Buona partenza di Seb, già massa ritirato, safety car, quinto giro. Gara già pazzoide. Tipiche gare comendiane. Adesso bisogna capire la strategia e come fare. Comincia a piovere, ragazzi, pioggia ungherese. Pioggia ungherese e mo vediamo cosa si può inventare il Cume. Andiamo penso subito di intermedie. Appena possibile. Perché la posso anche full wet secondo me. Previsioni del tempo. Entro 15 minuti la pioggia leggera diventerà un acquazzone. Mamma mia. Da stare molto attenti. Sarà una gara lunghissima, Vettel veramente ha un ritmo, ragazzi, da drogato puro. Cioè Vettel appena è entrato a safety car ha subito cominciato a macinare di nuovo. Occio. Mamma mia. Sento comunque la macchina già un po' sbandare, Per 15 minuti avremo una pioggia leggera, dopodiché si scatenerà un temporale. Va bene. La distanza dal primo è 7,7 secondi. Nessuno va ai box per il momento, però o anticipo un giro o lo ritardo, perché se no mi trovo il trafficus. Io preferirei anticiparlo a sto punto. Mo vediamo. Allora, vedo già che la pioggia comunque sarà pioggia leggera per il momento, ma già sta rompendo i maroni. Metterei la firma per la seconda piazza chiaramente, ma non sarà facile.
Non sarà per niente facile, Beppe. Allora, ci stiamo avvicinando al momento del cambio. Se hai un buon ritmo resta fuori, ma appena sei al limite vieni a montare le gomme intermedie. Va bene. Faccio fatica però, ragazzi, faccio veramente fatica. La rischio, ragazzi, la rischio. La rischiamo, punto e basta. Il Cume rischia di fare la sosta prima per evitarci il traffico dopo. Vediamo chi ha ragione. Ok. Speriamo di non pagarla dopo. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Ok, abbiamo tanto traffico, questo è anche vero. Però la pioggia sta arrivando, ragazzi, la pioggia sta arrivando, secondo me ha ragione io, speriamo. Se vediamo poi il DRS, guarda che roba. No, vabbè. Restituisci la posizione. Dai, vabbè, ma non è, è vergognoso. Questa è una cosa vergognosa. Bandiera gialla. Vergognoso. Okay, adesso vediamo quante posizioni recupero. Vai, 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 vai. Stroll è appena rientrato ai box per una sosta. Perfetto, siamo settimi, ma non tutti sotto i box secondo me. Cazzo, Raikkonen sì, però. Ho perso la posizione da Kimi, che sfiga, oh, però. Tutto questo per quelle cacchio di bandiere gialle. Non ho parole. Siamo proprio sfortunati, però, mamma mia. Quindi sicuramente non sono più secondo. Questa non ci voleva proprio. Non posso essere ai box tutti quelli davanti, non posso aver perso tutte queste posizioni, però dai, per cortesia. Adesso mi sono innervosito, ragazzi, mi sono innervosito, è ufficiale. Strategia perfetta rovinata dalle bandiere gialle, grazie. Qualcuno va ai box davanti, per fortuna, almeno quello. Vediamo se riesco a stare in zona podio, anche se la vedo dura. Vediamo. Distacco dall'auto davanti, 3,4 Vediamo, 4, 3. Terzo, ho perso una posizione, ho perso. Le due Ferrari in testa. Two position. Va bene, dai. Poteva andare peggio. Comunque andremo ancora ai box, raga, questo ve lo dico. Tanto Hamilton va lentissimo. Un buon ritmo adesso. Sarà anche la miscela grassa. Adesso abbiamo un buon ritmo. Prepariamoci già con le full wet. Peccato la posizione su Raikkonen persa solo perché ho rallentato per la yellow flag. Previsioni del tempo. Temporale in arrivo fra meno di 10 minuti. Ok, sì, ci becchiamo anche l'acquazzone, ce lo becchiamo, raga. Una cosa ufficiale. Se la Ferrari non si ritira più, Cristo santo. Non riusciremo a tenerci a questi giri per un Sì, lo so. Passa la miscela 2 al più presto. Miscela standard e andiamo. Ferrari troppo forti però.
Ferrari mostruose, Vettel ha già vinto la gara, Vettel praticamente, ha già finito la gara. Gara che ha già riservato parecchi colpi di scena comunque, dopo 12 laps. Sarà una gara lunghissima. No, con la pioggia ha un ritmo migliore comunque, come sempre d'altronde. Anche se quelli di due davanti, anche se le Ferrari, cioè ragazzi, le Ferrari non le prenderò mai. Perlomeno per il momento non sto rischiando dietro. E questo è già qualcosa. Comunque ho fatto bene a fare la sosta un giro prima. Il problema è che la bandiera gialla ha dovuto restituire delle posizioni. Mi ha portato a questo problema, a perdere quei 4 secondi che mi hanno tolto la seconda posizione. Qua andiamo ancora un po' lunghi. Stiamo guidando non benissimo in questo giro perché comunque la pista sta peggiorando. La pista peggiora ancora. La pioggia non se ne andrà in fretta. Temporale in arrivo entro 10 minuti. Ok. Quindi il distacco dal tuo compagno è 4,4 secondi. Mi fa piacere. Devo stare concentrato, non possiamo sbagliare niente se vogliamo il podio, ma proprio zero. Se si ritirasse una delle due Ferrari, basterebbe una. Il distacco dalla vettura davanti è 9,6 secondi. Finché abbiamo una macchina così inferiore rispetto alle prime, è normale che vedremo meno sorpassi dal punto di vista recupero. Però voglio vincere con la Force India, questo è l'obiettivo, raga. Il Cume si è posto questo obiettivo e lo vuole portare a casa per un altro trofeo del canale. Ok, attenzione, Gigi è vicinissimo però adesso, Gigi è veramente vicino. Sarà durissima nella terza piazza, sarà veramente dura. Mamma mia raga, la pioggia è sempre più intensa. Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste. Sì, lo so, porco, lo so. Ma non mancano secoli alle full wet. Non mancano secoli alle full wet. Purtroppo non mancano secoli alle full wet. Ancora riesco a gestire Hamilton, dietro Raikkonen e Vettel sono in una fuga senza fine. Solo che comunque è la Ferrari la macchina da battere. Aia. Ok. Gigi è sempre là. Gigione è sempre là, vicinissimo. Però ancora non ha provato un sorpasso, e già questo è importante. Se eravamo secondi era meglio, chiaramente, ma... Ok, altro giro andato. Box devo mettere le intermedie nuove perché sono usurate, penso che non si andrà di full wet, quindi perderò sicuramente il terzo posto. Purtroppo è così.
Vabbè. Pazienza. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Come si butta. Mamma mia. Va bene così, va bene così. Piove parecchio, piove. Però non sembra da full wet. Poi tra 15 minuti smette. Anche meno. Previsione del tempo. Entro 10 minuti dovrebbe rimanere solo una pioggia leggera. Staremo a vedere comunque il podio sfumato purtroppo. Deve arrivare la pioggia pesante, allora sì. Peccato, era un bel sogno, è sfumato. Tanto lotta tra Verstappen e Ricciardo, tra Verstappen ed Hamilton, scusate. La situazione delle gomme è interessante, ma credo che sia meglio mantenere quelle che abbiamo adesso. Il distacco dalla prima posizione boss. è 57,1 secondi. Beh, sono un po' arrabbiato perché in condizioni normali forse potevo portare a casa il podio. Forse la pioggia non mi ha avvantaggiato in questo caso. Vabbè. Pazienza. Pazienza, come pazienza. Siamo anche lunghi. Per il momento diciamo la mia macchina è da quarto o quinto posto comunque. Diciamo medio. Con qualche acuto e qualche punto negativo. Ma la media è quella. Distacco dall'auto davanti, 6,6 secondi. Ormai l'unica speranza è quella che ci siano errori di strategia e mettano loro le full wet, ma io resisterei con le intermedie, ma la vedo alquanto dura. La vedo un po' impossibile onestamente. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 42,6 secondi. Però sappiamo che i colpi di scena nelle stagioni comendiani sono all'ordine del giorno. Certo la pioggia è tanta, quello sicuro. La pioggia è copiosa. Ok. Diciamo che riesco a stare davanti a Verstappen abbastanza tranquillamente, però ho perso troppo da Ricciardo e Bottas. Dai, cavolo, dai. Non riusciamo proprio a prenderli, anzi perdiamo da Ricciardo. Vabbè. Speriamo in qualche colpo di scena. Incredibile, Verlaine fuori, safety car. No, incredibile. È tutto grottesco ed incredibile.
safety car, seconda safety car, 2 safety car, pioggia, ritiri. Questo è il Ok, Kumenda. rallenta. Sta Delta calmo. negativo vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Chissà se riesco a prendere, la vedo un po' impossibile, sicuramente i primi no. Madonna che palle. Mamma mia, ce l'ho fatta per pochissimo forse. Sì, meno male. Ho ancora una piccola chance. Di prendere qualche posizione, ma ci sono tanti doppiati, anche un casino, ragazzi. Ok, si può partire, si può andare. Io la rischio. Ok, mamma mia. Dai, che almeno una posizione la possiamo prendere. Speriamo ci sia bagar. Voglio il bagarotto. Qua rischio. No, mamma mia. Ho rotto la lettone, ma siamo terzi. Ma vaffanculo, non mi interessa. My god, non la tengo più, ma sono sul podio. Ho fatto un sorpasso veramente aggressivo, non avevo alternative. Non c'erano alternative. Perché se devo tenere e non sarà facile con la pioggia senza un pezzo da lettone. Mamma mia. Mamma mia, stiamo prendendo un podio con le unghie e con i denti. Ma va, dai però. Ma guarda che è un doppiato, non mi fa passare. Non ci voglio credere. Adesso veramente non ho più lettone, distrutto completamente. Ma vaffanculo, va, dai. Devo tenere, no, duro di più. Il radar mostra che sarà sereno presto, ci sono circa altri 10 minuti di pioggia. Mamma mia. Devo fare un giro così, fioi. Devo fare un giro così, praticamente impossibile. Meno male che l'Ungaro non è lunghissima. Però devo fare ancora un giro in queste condizioni. Attenzione, ci sta provando Bottas. E teniamo la posizione a fatica. Mamma mia che gara, Ricciardo lo supera, godo. Se prendiamo sto podio. Se prendiamo sto podio, ragazzi. Mamma mia. Adesso rischio anche tanto. Devo frenare un quarto d'ora prima. Devo dare tutto adesso qua, fioi. Intanto Bottas si ripiglia la posizione. Manca mezzo giro. Siamo senza lettone. Perso per colpa anche di Perez, che onestamente non ho capito che non ha fatto passare. Mi devo stare anche con la miscela magra oltretutto. Mamma mia, le ho proprio tutte adesso. Mamma mia. Mamma mia se c'è andata bene. Adesso arrivano 2 curve pericolosissime. Vince Vettel intanto. Vince Seb, doppietta Ferrari. Noi possiamo fare un miracolo, ma stiamo zitti fino all'ultimo secondo. Mamma mia che podio! No! Sì! Bel lavoro e buon piazzamento. Hai fatto un salto di qualità. Mamma mia, questo veramente è un'impresa titanica. Agli ultimi 2 giri mi piglio il podio. Mamma mia. Yes. Sì, sono a pezzi anch'io, vecchio. Grande. Veramente incredibile. E adesso andiamo con lo champagne, il come festeggia un terzo posto pesantissimo.
E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica. In classifica siamo quinti, vicinissimi a Hamilton. Che stacca i suoi inseguitori per il Raikkonen in fuga, ragazzi. Costruttori terzi. Raga, un saluto al comandante veneziano. La possibilità di arrivare quarti non è impossibile. Ciao!